2018, anno europeo del patrimonio culturale e del cibo italiano, Ministero dei Beni Culturali, dell'Agricoltura e Unione Europea. L'idea è quella di attraversare i borghi e territori meno conosciuti, non che i colli orientali non siano conosciuti, però voglio dire, attraversiamo che territori come nelle terre di mezzo, nel Medio Friuli eccetera, che sono stupendi. Basta pensare alle zone delle risorgive, dove c'è il nostro amico Renzo e la Maria Cristina della trattoria ristorante La Grisa, che sono stati senza volere quelli che ci hanno messo in contatto, voglio dire, anzi è stato il vino, il buon vino vostro che ci ha messo in contatto. E quindi siamo capitati qua da Paolo Rodaro, in un posto a Spessa di Cividale del Friuli, per conoscere un personaggio che nei colli orientali propone il rosso. Paolo, un po' di storia dell'azienda e come è capitato a fare queste scelte, non le voglio definire estreme, però di grande significato d'eccellenza. La storia mi trova ad essere la continuazione della sesta generazione, e quindi il documento più vecchio della mia azienda è datato 23 marzo 1846 e non era neanche Italia, ma era il Regno Lombardo-Veneto. Dopodiché, anche se di viticoltura vera e propria, c'è una data ben precisa in cui in tutto il mondo si sviluppa l'agricoltura e anche i Friuli. Qual è questa? Sono gli anni 60, quando vicino all'industrializzazione della zona, qui magari del Manzanese, con le sedie, si introduceva nelle aziende agricole il trattore. Il trattore nelle aziende qui non c'era nei primi del Novecento. La prima rivoluzione industriale in agricoltura. Quella è la rivoluzione dell'agricoltura. Tant'è che, vedi, a 50 metri noi abbiamo uno Steyr che ha la mia età, che è datato 1958, con un pistone 18 cavalli e mezzo, che ogni tanto proprio ci salgo e funziona, regolarmente assicurato con il tanto di libretto. Mi faccio un giro per potermi ricalare ogni tanto in che cosa può aver provato quei contadini che 60 anni fa per la prima volta, anziché andare col cavallo a arare, andavano con un trattore. È stato un delirio, un sogno deve essere. Sì. Come una bella donna, insomma, dai, mettiamola così. Mettiamola così. Dopodiché un ettaro dopo l'altro, noi nelle vene io nelle vene ho sangue rosso, non blu, e quindi tutta gente che mi ha preceduto in modo particolare, che si è rimboccato le maniche e cercato di costruire, godendo della bellezza e della piacevolezza e dell'emozione che vuol dire costruire. E quindi da lì si è partito, c'era già un paio di ettari di vigneto, per arrivare ai 63 ettari attuali, di cui 45 in particolare zona acclive della collina. E secondo me noi stiamo puntando molto sui vini rossi, non perché vogliamo fare i controtendenza o i modaioli di turno, ma perché purtroppo dobbiamo seguire quelli che sono i cambiamenti climatici. Quando si raccoglieva 50 anni fa, si raccoglieva il Tokai, e anch'io ero tra quelli che andavano nel vigneto, lo si raccoglieva con la giacca e non con le maniche corte come adesso si arriva alla fine di ottobre, e si cominciava la raccolta il 1° di ottobre, che corrispondeva al primo giorno di scuola. Adesso quest'anno il più bel Tokai l'abbiamo raccolto il 24 di agosto, ma con questi cambiamenti climatici cosa andremo a raccogliere i bianchi? Il mese di luglio, fra un po', non lo so. Da qui si è capito che questa zona, per questi cambiamenti climatici e per l'aria che determina il microclima della collina, si riescono a ottenere dei grandi vini rossi autoctoni e non. In modo particolare io ho pensato tante volte, se dovesse arrivare la fine del mondo e arriva l'alluvione e arriva Noè e ti dice: sai Paolo, tu sei un contadino simpatico, potresti anche salire sull'arca, va bene, e puoi portare 1000 bottiglie. Ok, allora porto 200 di Malvasia, 200 di Friulano, 200 di Refosco, 200 Schioppettino, 200 di spumante, così abbiamo... No, tu devi portare una qualità sola. Ma mi piacciono più, non c'è problema, quello che vuoi, ma devi portare una sola. Merlot o Schioppettino allora? Sintesi.
Io nel mio cuore porto il refosco. Il refosco dal peduncolo rosso, se fatto con la leggera surmaturazione in pianta e o in cassettina nei plateau, non per scopiazzare l'amarone, ma per tirar fuori il massimo della qualità. Noi riusciamo a ottenere dei rossi da evoluzione che adesso siamo in grado di poter fare una verticale di 20 anni dal 2000 al 2018, 18 annate di refoschi. Veramente. Quindi una scelta suggerita da una cultura, da un amore, da una passione per la vite, perché questi sono vini che nascono nella terra. Dopo le spiego perché faccio questa affermazione che sembra scontata, ma non lo è. A casa mia, a Conegliano, in zona Prosecco, io faccio continuamente delle trasmissioni dicendo: ragazzi, stiamo scherzando col fuoco. L'ultima vicenda del maxi sequestro anche in cantine di gente che fa parte del consiglio amministrazione del consorzio del Prosecco, voglio dire, no? Sono vini ormai di cantina, non c'è più il Prosecco, forse si sono messi a barare perfino sul vino col fondo, voglio dire, fanno in autoclave anche quello e dicono che, vabbè, insomma, cioè io penso che siano giochi pericolosissimi. Qua si capisce che c'è la passione, la cultura, il tener conto di cambiamenti climatici, voglio dire, no? E il senso, un amore per la terra che è sconfinato. Ecco, io credo che questo non sia, sembra, ribadirlo adesso, sembra quasi logico, non sembra tanto logico con quello che sta succedendo in giro per il mondo. Io ho avuto la fortuna di fare giornalista errante, come a fianco prima di un grande personaggio come Gino Veronelli. Non sono un tecnico, mi reputo un buon palato, con quell'umiltà però di saper riconoscere se un vino di vigneto o un vino di cantina. Insomma, mi lasci dire, so che per lei è scontata questa cosa, non lo è forse per i telespettatori. Ma tra l'altro noi abbiamo aderito piacevolmente a questa agricoltura sostenibile. Certo. E perciò noi siamo una delle poche aziende del Friuli, non l'unica, ma una delle poche, perché ce ne sono 3 in tutto il Friuli che, non comprando un chilo di uva da nessuno, hanno la certificazione di agricoltura sostenibile, quindi siamo obbligati a non usare certi prodotti, certo, che possono essere aggressivi. Che non è bio, è una cosa anche forse più del bio. E secondo me è esatto, più del bio. È il massimo livello, dai, diciamo, è il massimo livello, e la certificazione ce la portiamo sia nei vigneti che sia nel vino. Ossia, una volta all'anno vengono per levarci i campioni, ci fanno una scheda di 4 pagine per vedere se ci sono certi prodotti tossici non consentiti, dopodiché ci rilasciano l'autorizzazione per tutta la cantina. E questo è un qualche cosa che magari non viene pubblicizzato, ma in cantina abbiamo il nostro marchio, è un marchietto con l'APE SQPR, insomma, Snoopy così. È successo ieri sul nostro Montello con un piccolo medio produttore, che anche lui sono pochissimi anche nel Veneto, intendiamoci. La rete commerciale, perché è giusto parlare anche del dove si trova il suo vino, signor Paolo, dove si può trovare, diciamo, grosso modo, dai. Allora, oggi la mia compagna è negli Stati Uniti e quindi a New York a fare una presentazione con la stampa, con degli importatori, dopodiché va a lavorare qualche giorno con il distributore che abbiamo in Pennsylvania, dopodiché va in California e ritorna il 1° di novembre. La vendita all'estero in questo momento è pari al 20%. Che però può anche aumentare, voglio dire, il margine, volendo. Può aumentare, ma noi cerchiamo di coltivarci e molto bene il territorio. Noi qualche anno fa vendavamo un 5% della produzione a privati in cantina, adesso nel giro di 4 anni siamo arrivati a una vendita pari al 20% della vendita totale in cantina a privati. È quasi il contrario di quanto fanno le cosiddette grandi aziende, quelle che credono di essere grandi aziende, che rinunciano al mercato familiare, diciamolo, che è sempre stato, in cambio di, e così crollano nella vendita perché devono mettersi in concorrenza con prezzi pazzeschi, no? Complimenti, questa è un'altra scelta assolutamente, mi scusi signor Paolo, ma lo dico in maniera ammirata, voglio dire. Io penso una cosa,
anche se è una parola inflazionata come tante altre frasi inflazionate, la gente esce di casa se trova o va nelle cantine o frequenta quelle cantine che danno delle emozioni. Io vedo molto spesso che la gente, gli austriaci, i tedeschi, ma gli stessi italiani, vengono qui con l'idea di prendere 6 bottiglie, 12 bottiglie, e quando abbiamo il tempo, qualche volta, non sempre abbiamo il tempo da poter dedicare, perché non abbiamo una persona addetta alle vendite, c'è chi lavora in ufficio o io e la mia compagna che siamo qui e cerchiamo di curare, ma cerchiamo di farli vedere, come faremo vedere a voi se ne avete la curiosità e il tempo, che cosa c'è dietro questo spazio di vendita delle bottiglie e basta, facendo partecipe non solo di una visita alla cantina, ma dei vigneti, di un piccolo allevamento di animali che sono unici, di una casa del 600 dove viviamo in collina ed è un piccolo gioiello storico per la zona. E se noi facciamo vedere quello che c'è dietro, con il sorriso che... Patrimonio umano, culturale. Sì. E quindi... Ma questo però lei mi permetterà di farlo quando torna la sua compagna. Diciamo che oggi facciamo la prima intervista per raccontare un po' Paolo Rolando, però questo servizio ampio lei mi promette che lo facciamo quando torna anche la sua compagna. Così facciamo un servizio completo e possiamo dedicare tutto il tempo che vogliamo. Se lei è d'accordo, voglio dire. Io sono d'accordo, anche perché troverete in questa donna, ragazza, questa donna, una donna esuberante, vulcanica, che si è appassionata da quando siamo assieme nel mio lavoro, e adesso è il nostro lavoro, certo. E quindi speriamo che riesca ad emozionare anche voi come ha emozionato me. Noi si capisce che era emozionato da come ne parla, è straordinario, è un personaggio straordinario veramente, cioè, d'altronde sa, il nostro mestiere ci porta sempre più a conoscere personaggi di plastica costruiti, sì. Voglio dire, me lo lasci dire, ma purtroppo è diventato difficile anche il nostro mestiere, è diventato. Ecco, l'altra iniziativa che faremo dopo, la voglio raccontare in 30 secondi. Beh, oltre ai servizi televisivi, le cose che adesso per un anno abbiamo a disposizione per conoscerci, faremo anche alla Grisa 2 o 3 giorni con tutti gli amici giornalisti veronelliani, una decina di personaggi che vengono da tutta Europa, e le inviteremo a presentare i vostri vini, quindi avremo un'occasione, la prima settimana di dicembre facciamo una cosa anche simpatica, così molto semplice, tavolino, prodotti, cioè una cosa molto, non voglio dire con i politicanti o non si aspetti da noi cose del genere, siamo gente molto, molto alla mano, diciamo così. L'altra iniziativa che ci ha portato anche al riconoscimento europeo è che noi tutte le interviste che facciamo poi le traduciamo in materiali didattici per i bambini, raccontiamo, non i fumetti, va bene? I materiali didattici costruiti secondo una metodologia della ricerca. Portiamo i bambini a conoscere, ne abbiamo fatto uno di carattere generale e ne abbiamo già regalati 20.000 copie alle scuole elementari nell'Alta Italia e nel Sud. Adesso usciamo proprio entro Natale, diciamo, con la storia e la cultura del vino proprio. Per fare questo noi abbiamo scelto utilizzeremo i fondi europei ovviamente perché non è possibile, e dopo chiederemo a una decina di aziende di diversi, una per territorio, non di più, quindi non so, una della zona del Montello, una della zona della Valtellina che ce l'abbiamo già, cioè nelle varie zone, a 10 cantine medio-piccole, non voglio i grandi nomi non nel senso che non siano conosciuti, nel senso 3-4 milioni di bottiglie, insomma, per capirci, va bene, di partecipare con noi a questo progetto didattico. Lo presenteremo a Milano perché insomma è pur sempre la capitale dell'informazione, e qua in Friuli quando a dicembre faremo questa cosa. Offriremo il meglio dei territori. Io mi auguro che lei possa essere la cantina di Colli Orientali che inseriamo dentro, cioè parlarne non costa nulla, tra le altre cose. Si chiede solo una presenza in cui si viene a raccontare, come ha fatto lei adesso alla nostra trasmissione, le cose. Proprio perché vorremmo offrire uno spaccato delle produzioni italiana al di fuori degli schemi, al di fuori dei bicchieri, cioè di tutto quanto quel ciarpame che è diventato il mondo enogastronomico, dove c'è una rissa continua, no? E dove naturalmente anche gli chef sembrano diventati maestri di pensiero.
io ho qualche dubbio, cioè, anzi io sono uscito da quel tipo di baccano, no? Per un semplice motivo, che una volta quando giravamo per le guide di Veronelli giravamo su macchine scassate, ancora adesso c'è la macchina scassata, ma quella per una questione finanziaria, voglio dire, non si fanno i soldi lavorando bene, secondo me, ma comunque questa è un'altra osservazione. Poi non dicevamo che eravamo giornalisti, facevamo le recensioni e poi Gino naturalmente, siccome aveva una famiglia larga, non sempre ci dava i rimborsi spesi, insomma, no? Però questo era il giornalismo di quel tempo, voglio dire. Adesso è tutto, più paghi i giornalisti, più gli offri da mangiare e più vieni recensito, insomma. È diventata sinceramente una situazione in cui ho preferito uscire da quel tipo di battaglie, diciamo così, no? Adesso, ripeto, io scherzando racconto solo quest'ultimo aneddoto e dopo naturalmente è lei protagonista. Quando il noto chef Cracco ha aperto il nuovo ristorante così, noi abbiamo ricevuto come Borghi d'Europa l'invito, perché la sede del nostro progetto è a Milano, perché il mondo dell'informazione è a Milano, abbiamo dei giovani usciti da Scienze della Comunicazione della Cattolica di Milano e dallo IULM che seguono le cose. Ci ha invitato a venire. Io 15 giorni prima avevo fatto un servizio quando lui aveva perso la stella Michelin, no? Io ho detto, dico all'amico Cracco che non si preoccupi, che tanto è interamente un mercato delle vacche, che perdere o meno una stella Michelin o i 4 cappelli di qualcun altro non vuol dire assolutamente niente. Si preoccupi invece della sua nuova avventura, che è un'avventura che costa $1 milione all'anno solo di affitti, però ha trovato chi li ha messi per lui, peraltro, no? Dico, e soprattutto si occupi meno dei cessi della Scavolini e delle altre cose e si rimetta a far da mangiare come Dio comanda, che è molto meglio. Naturalmente questa cosa mi è stata un po' contestata, insomma, no? No, contestata, mi hanno detto che potevo fare a meno di dirla. E io ho aggiunto, no, io ho detto non ho detto che non sa far da mangiare, anzi ho detto molto di più, che se ne freghi dei cappelli e delle cose, che però uno che fa la pubblicità tutto il giorno non so quanto tempo gli resti, ma soprattutto non può proporsi come maestro di vita con trasmissioni urlate e che sono una vergogna dell'umanità. Mi perdoni, questo era solo l'inciso. Allora, io il futuro luminoso di questa azienda come lo vede? Intanto vorrei fare un passo indietro, se mi permette. Anch'io nel mio mondo mi sono creato anche qualche nemico. Non è normale. Ma è semplice, siccome io non sono presidente di nulla e consigliere di nessuna associazione, anche se faccio parte della Coldiretti, ma non sono... ho dedicato la mia vita, perché adesso mi accorgo che sta maturando, ho dedicato la mia vita a dare tutta la creatività nel lavoro che faccio, e quindi e vengo anche alla risposta. Tante volte si risponde talmente in un modo trasparente, e quindi questa trasparenza qualche volta crea un po' di imbarazzo e crea anche un po' di malumore. Sì, perché uno magari si aspetta già le risposte prefabbricate. Sì, ecco, io amo le persone imprevedibili, perché siamo i costruiti e i prevedibili, ce n'è pieno il mondo. Sottoscrivo. Assolutamente. E quindi che cosa è di roseo nella nostra azienda? È di roseo che noi facciamo ricerca ogni anno, facciamo della, credo, sana sperimentazione, prendiamo le parole con le pinze, sperimentazione, e quando si fa questo si fanno delle cose come se si avesse ancora 17-18 anni, dopodiché un po' di umiltà, bisogna guardarsi allo specchio e dire no, qualche ruga in più, il cappello mi sono accorto che mi mancano un po', ma non ho tanto tempo di guardarmi allo specchio. Quindi manco si accorge, dai, non mi accorgo. È da dire una cosa però, e qui un grande amico di Veronelli che era Mario Schioppetto nella zona qui, è intimo amico di mio padre, perché era qui un sabato sì, un sabato no. È vero, era un grande amico di Gino, è verissimo. Esatto. Confermo. Lui ha sempre
fatto, io ho sempre avuto degli spunti da schioppetto e mi ha insegnato molto. Ed era uno veramente, proprio anche come anche Gino Veronelli, che è stato qui più di qualche volta, che non te le mandava a dire, no? E quindi solo se hai questo comportamento forse riuscirai a fare dei vini buoni. Ma perché? Facciamo delle cose come se avessimo, abbiamo detto, 17 anni. Sincere. Ma fino a quando ognuno di noi abbiamo dei progetti o abbiamo dei sogni, non riusciremo mai ad invecchiare. Ecco che cos'è per me il color rosa. Posso permettermi un'osservazione? Anche due. Prima, quando ha parlato della sua compagna, si è emozionato, io l'ho visto. Credo che sia stata una scelta importante della sua vita, anche nel lavoro e nella vita. Mi scusi se mi sono permesso l'osservazione. No, è vero, io come succede in una bella fetta di gente, vengo fuori da una separazione, dopodiché sono stato un periodo da solo e avevo deciso, quando avevo imparato a star bene anche da solo, perché non si sta bene da solo, ma bisogna imparare a star bene anche da solo. Qui viene fuori un po' la filosofia di vita, no? Secondo me. Ho incontrato questa ragazza che ha diversi anni meno di me, che ci siamo non vuol dire assolutamente nulla. Come? Non vuol dire assolutamente nulla. E ci siamo emozionati entrambi davanti a un caffè e sono 8 anni che siamo assieme. 8 anni ormai? Sì. Complimenti. Vabbè, non solo 8 anni, Sì, certo. 3 mesi anche che siamo sposati, quindi Sì? sì. Mi scusi, ho detto compagna, non so, vabbè, insomma, Sì, ma non ha importanza. Perché abbiamo deciso di non portare anelli, di non chiamarci marito e moglie, che è una Era scelta. troppo entusiasmante la storia. È una scelta. No, mi scusi se mi sono permesso l'osservazione personale, ma era talmente evidente la bella emozione che lei esprimeva che Guai se non fosse così. Stiamo bene anche da soli, se no. Certo, certo. Abbiamo la nostra indipendenza, il nostro lavoro, anche chi ci può pulire la casa, Certo. Quindi se stai bene con una persona è perché hai scelto di star bene con quella persona. Bene, Paolo, intanto io devo ringraziarla per questa sua disponibilità. Ho scoperto nelle corde diverse cose su cui andiamo d'accordo, anche se è la prima volta che ci vediamo. Io spero che potremo da adesso al 2019 fare un pezzo di strada insieme, con lo stesso modo con cui abbiamo affrontato questa non intervista, dico io. In realtà ci siamo confessati reciprocamente in maniera... Esatto, abbiamo parlato delle nostre cose. Adesso farò questi, io è la seconda volta che vengo nella zona della zona del Natisone, anche là sono rimasto un attimo perplesso, perché vai in Slovenia e trovi un pezzo di Svizzera, per di qua siamo ancora un po' più indietro. Quando ho scoperto che i 3 comuni vicino al Caporetto si scelgono una persona a tempo pieno per seguire solo i finanziamenti europei, no? Cioè parliamo per di là, per di qua niente da fare. Non so perché, ma sta benedetta Italia dobbiamo sempre balbettare. Vabbè, questo è però devo dire che questi dell'Istituto per la Cultura Slovena, l'amico Giorgio che è presidente, che è giornalista anche lui, la Marina Cernetig, lo SMO, insomma, tutta una serie di spunti che comunque, giustamente, la guerra è passata, quindi è anche ora di finirla, no? Ecco, adesso bisogna lavorare bene per cercare di valorizzare bene questo territorio splendido. Allora è solo un arrivederci il nostro, per poter... un arrivederci fin quando torna la compagna, va bene? Dopodiché io ripasserò e faremo un'altra intervista guardando tutto il patrimonio dell'azienda. Grazie a te e al prossimo appuntamento.